Ci sono stati dei giorni in cui, costruendo il nostro telegiornale o guardando altri telegiornali o sfogliando i quotidiani, mi sono detto: siamo dentro ad una nuova guerra. I suicidi degli imprenditori, le fabbriche che chiudono, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile. E mi sono chiesto se il Veneto è soltanto questo. Fortunatamente il Veneto è anche altro, è fatto di imprese che ancora ce la fanno, è fatto di imprese che esportano idee e creatività, è fatto anche di imprese che assumono ed è fatto anche di giovani che si mettono in gioco, che portano avanti delle loro idee, che fanno impresa e molto spesso ci riescono. Ma non è soltanto a questo, al mondo del lavoro, che dobbiamo guardare anche a quello che ha portato questa crisi all'interno delle famiglie, sicuramente famiglie più povere di prima, ma forse famiglie che hanno riscoperto un nuovo modo di stare insieme, forse si esce di meno rispetto a una volta, ma si dialoga di più, si parla di più, ci si confronta di più. E in tutto questo quadro ci devono per forza essere delle buone notizie e noi vogliamo portarle a galla, farle conoscere, raccontarle anche, e in un clima rabbuiato vogliamo illuminare con queste notizie il tempo che stiamo vivendo. Ritroviamo la fiducia in noi stessi, ha detto ieri il Capo dello Stato. No alla globalizzazione dell'indifferenza o all'anestesia del cuore, ha detto oggi Papa Francesco a Lampedusa. Ecco, sono parole che dobbiamo tenere ben impresse nella mente per aiutarci a vivere meglio e con più fiducia. E allora aspettiamo davvero le vostre notizie, le vostre buone notizie per raccontare un Veneto diverso, un Veneto con il sorriso.